Salve a tutti e benvenuti ad Ham Radio Show 2014, la fiera del radioamatore, dell'elettronica e dell'informatica. Oggi parleremo del progetto Radio Giove, in italiano Radio Giove. Il progetto Radio Giove è un progetto messo a punto dalla NASA affinché non solo astronomi professionisti, ma anche radioamatori o astrofili appassionati di radioastronomia possano avvicinarsi a questo mondo, ed in particolare con questo progetto ci si occupa della ricezione dei segnali provenienti dal pianeta Giove. Come è noto, infatti, Giove è una potentissima radiosorgente, la quale emette in due bande sostanzialmente. Giove ha delle emissioni decimetriche e delle emissioni decametriche. Le emissioni decimetriche, cioè emissioni con lunghezza d'onda che hanno un ordine di grandezza delle decine di centimetri, sono dovute alla radiazione di ciclotrone generata dagli elettroni che si muovono in una regione toroidale che circonda la zona equatoriale di Giove. La radiazione di ciclotrone è una radiazione che si ha ogni volta che delle particelle cariche si muovono all'interno di un campo magnetico, come il campo magnetico di Giove, il quale è un campo estremamente intenso. Quando una particella carica si muove in un campo magnetico, essa è soggetta alla forza di Lorentz, la quale è una forza che la fa deflettere, poiché è una forza che è perpendicolare alla velocità con cui si sta muovendo la particella e al campo magnetico. Il risultato è che la particella tende a spiraleggiare e in tal modo emette energia sotto forma di onde elettromagnetiche, perché, come è noto, una carica accelerata emette onde elettromagnetiche. Nel nostro caso si tratta di onde radio. E poi ci sono invece, da parte di Giove, le emissioni decametriche, cosiddette perché sono emissioni che hanno una lunghezza d'onda che ha un ordine di grandezza delle decine di metri. Precisamente queste emissioni hanno una lunghezza d'onda compresa tra circa 0,6 e circa 30 MHz e oltre. Queste emissioni sono dovute alle correnti elettriche che circolano nelle fasce di radiazione, le quali sono delle fasce contenute nella regione interna della magnetosfera di Giove. Le emissioni decametriche possono essere di due tipi. Ci sono i long bursts, che hanno una durata di qualche secondo, e gli short bursts, che hanno una durata inferiore al centesimo di secondo. Diciamo anche che le emissioni decametriche sono fortemente influenzate dalle interazioni tra la magnetosfera di Giove e il satellite Io. Ora, il progetto Radio Giove non considera le emissioni decimetriche, ma si concentra unicamente su quelle decametriche. In realtà c'è da dire che, come abbiamo già detto, le emissioni decametriche partono da frequenze inferiori al megahertz e giungono fino a oltre 30 MHz, però dobbiamo ricordare che comunque è presente la ionosfera terrestre, che è in grado di riflettere i segnali HF, non solo per i segnali provenienti dalle stazioni poste sulla superficie terrestre, ma anche per i segnali provenienti dallo spazio, come sono i segnali provenienti da Giove. Il risultato è che, a causa della presenza della ionosfera, la ricezione dei segnali fino a circa 15 MHz può risultare difficoltosa, perché anche i segnali provenienti da Giove possono essere riflessi dalla ionosfera. Per questo motivo il progetto Radio Giove si concentra su frequenze intorno ai 20 MHz, precisamente poiché a 20,1 MHz è presente un picco di emissione per Giove, allora il sistema di antenne per il progetto Radio Giove è centrato sulla frequenza di 20,1 MHz. Dunque,
Se noi vogliamo ricevere al meglio i segnali provenienti da Giove, ovviamente dobbiamo puntare l'antenna direttiva che utilizziamo verso Giove, o comunque dobbiamo fare in modo che la direttività del sistema di antenne che noi utilizziamo sia concentrata proprio verso la zona di cielo in cui ci appare Giove in un certo istante. Bene, ma in ogni istante, diciamo, quando è visibile sopra l'orizzonte, Giove ci apparirà con un certo azimuth e con un certo angolo di elevazione sull'orizzonte. L'azimuth dell'elevazione con cui ci apparirà Giove dipendono dalle coordinate geografiche del punto di osservazione sulla Terra in cui noi ci troviamo, ma dipendono anche dalle coordinate celesti di Giove. Allora, come ogni corpo celeste, Giove può essere individuato da due coordinate celesti, che sono la declinazione e l'ascensione retta. Allora, la declinazione è un po' l'equivalente della latitudine, però proiettata sulla sfera celeste. La sfera celeste è quella sfera apparente che noi vediamo in cielo, immaginando di proiettare tutti i corpi celesti all'infinito. Invece l'ascensione retta è un po' l'equivalente della longitudine, ma sempre proiettata sulla sfera celeste. Allora, in questa figura noi osserviamo come varia nel tempo, col passare degli anni quindi, la declinazione di Giove. La declinazione oscilla periodicamente da circa meno 23,5 gradi e circa più 23,5 gradi, assegnando un valore positivo ai punti che stanno a nord dell'equatore, equatore celeste, perché parliamo sempre di equatore proiettato sulla sfera celeste, e assegnando un valore negativo ai punti della sfera celeste che stanno a sud dell'equatore celeste. Per esempio, come si evince dalla figura, in questo periodo, vale a dire febbraio 2014, la declinazione di Giove è superiore ai 20 gradi nord. Ora, in realtà, anche se durante il giorno le coordinate celesti di un corpo celeste non variano, o magari variano ma in modo estremamente lento, succede che l'azimuth e l'elevazione con cui ci appare un corpo celeste dipendono dall'ora, cioè variano durante le 24 ore del giorno. E in particolare si osserva che esiste un momento preciso durante il giorno in cui un corpo ci appare con la massima elevazione. L'esempio più lampante ci è offerto dal Sole, che appunto ci appare con la massima elevazione a mezzogiorno locale. Bene, il momento in cui un corpo celeste ci appare con la massima elevazione durante il giorno è il momento in cui, se noi andiamo a proiettare il meridiano del luogo in cui ci troviamo sopra la sfera celeste, il corpo celeste passa proprio per questo meridiano. In questo momento succede questo, che se la declinazione del corpo celeste è inferiore alla latitudine del luogo di osservazione sulla Terra, da cui appunto noi stiamo osservando il corpo celeste, allora esso ci appare esattamente a sud. Se la declinazione del corpo celeste invece è maggiore della latitudine del luogo d'osservazione, allora esso ci appare esattamente a nord. Se invece, nel caso in cui fossero uguali, allora in quel momento il corpo celeste ci appare allo zenith. Bene,
e quindi dal punto di vista dell'azimut in questo modo sappiamo se diciamo il corpo celeste nel momento di massima elevazione ci appare a sud oppure a nord. Per esempio la latitudine di Napoli è circa 41 gradi, abbiamo visto che la declinazione di Giove al massimo può raggiungere i 23,5 gradi nord, come la latitudine di Napoli che è nord, quindi sono tutti e due segni positivi. Comunque la latitudine di Napoli è sempre maggiore della declinazione di Giove, e questo ci dice che nel momento in cui Giove ci appare con la massima elevazione durante il giorno, esso ci appare sempre a sud. Bene, e invece per quanto riguarda proprio il valore della massima elevazione, qual è la massima elevazione con cui ci appare un corpo celeste? Esiste una semplice formula che vediamo qua scritta, che lega la massima elevazione con cui ci appare un corpo celeste con la latitudine del punto di osservazione e con la declinazione del corpo celeste. Quindi, applicando questa formula, noi siamo in grado appunto di calcolare la massima elevazione. Qua c'è un valore assoluto e appunto è uguale a 90 gradi meno valore assoluto di L meno D. Che cosa significa? Significa che se L è maggiore di D, allora dobbiamo intendere è uguale a 90 gradi meno L meno D in parentesi. Se invece L è minore di D, dobbiamo intendere è uguale a 90 gradi meno D meno L in parentesi. Bene, ma a questo punto dalla figura che abbiamo visto prima e dalla formula che invece abbiamo appena visto, deduciamo che per qualunque punto di osservazione sulla Terra, nota la sua latitudine, siamo in grado anche di conoscere come varia nel tempo la massima elevazione con cui appare Giove durante il giorno. Per esempio, in questa figura vengono riportati 3 grafici che sono relativi a come varia nel tempo l'angolo di massima elevazione per 3 punti di osservazione sulla Terra, uno posto a 30 gradi di latitudine nord, l'altro posto a 40 gradi di latitudine nord e l'altro posto a 50 gradi di latitudine nord. In particolare il grafico centrale relativo quindi a 40 gradi di latitudine nord si adatta a Napoli, perché insomma Napoli ha 41 gradi, quindi comunque grosso modo va bene anche per Napoli. E quello che scopriamo osservando questo grafico è che in questo periodo, vale a dire a febbraio 2014, la massima elevazione con cui ci appare Giove durante il giorno è superiore a 70 gradi. Allora, da tutto questo che abbiamo detto, deduciamo quanto segue: che se noi vogliamo puntare un'antenna direttiva verso Giove nel momento in cui esso ci appare più alto sull'orizzonte, allora, o comunque se non un'antenna direttiva, un sistema di antenne che abbia una certa direttività, e vogliamo fare in modo insomma che la sua direttività sia concentrata verso la zona in cui appare Giove nel momento di massima elevazione, allora dobbiamo fare in modo che insomma l'antenna sia orientata a sud e che sia puntata verso il punto del cielo che si trova a 70 gradi di elevazione sopra l'orizzonte. D'accordo? Vediamo a questo punto come è concepito il sistema d'antenna previsto per il progetto Radio Giove. La NASA ha suggerito questo sistema che è di facile realizzazione. Allora, si tratta di un array composto da 2 dipoli. I 2 dipoli sono distesi nel senso est-ovest e si trovano uno più a sud e uno più a nord dell'altro.
Allora, questi due dipoli devono risuonare per i 20,1 MHz. Esiste una nota formula che ci dà la lunghezza in metri per un dipolo, nota la frequenza f espressa in MHz. Questa lunghezza L è data da 142,65 diviso f. Il fattore 142,65 nasce dal fatto che il dipolo comunque è di materiale conduttore metallico, e insomma quindi non stiamo nel vuoto, altrimenti dovremmo, poiché i dipoli sono lunghi mezza lunghezza d'onda, dovremmo insomma calcolare 150 diviso f espressi in MHz. E quindi dalla formula 142 diviso f deduciamo che essendo f uguale a 20,1 MHz, la lunghezza dei dipoli deve essere pari a 7,10 metri, oppure lo possiamo esprimere in piedi, 23,28 piedi. I due dipoli sono distanti tra loro circa 20 piedi, vale a dire un po' più di 6 metri, quindi veramente il dipolo sud è più a sud rispetto a quello nord di circa 6 metri. I due dipoli inoltre sono alimentati al centro, naturalmente sono presenti degli isolatori. Ciò fa sì che i due dipoli sono sostenuti ciascuno da due pali all'estremità. In realtà poi, proprio per la presenza degli isolatori, ogni coppia di pali è distante circa non 23,28 piedi, ma un po' di più, quindi circa 25 piedi. Quindi abbiamo una lunghezza appunto tra i due pali di circa 25 piedi, vale a dire circa 7,6 metri. Dicevo prima che i due dipoli sono alimentati al centro, quindi diciamo da ciascuno dei due dipoli proviene un cavo coassiale. I due cavi coassiali poi si raccordano in un power combiner, praticamente diciamo un connettore a T, e dalla base della T esce il cavo coassiale che poi va verso il ricevitore. Quindi i due segnali provenienti dai due dipoli arrivano al power combiner, e il segnale combinato attraverso il cavo coassiale proveniente dalla base della T va verso il ricevitore. Naturalmente quando si fa questo dobbiamo tenere conto del fatto che abbiamo due antenne in parallelo, quindi l'impedenza del parallelo è diversa dalle singole impedenze. Un'altra cosa che c'è da dire, da aggiungere, è che in realtà il cavo coassiale proveniente dal dipolo sud in generale sarà più lungo rispetto al cavo coassiale proveniente dal dipolo nord, cioè praticamente il tratto di cavo che va dal dipolo sud al power combiner sarà più lungo rispetto a quello che va dal dipolo nord al power combiner. Questo perché è presente un phasing cable, ossia un tratto aggiuntivo di cavo coassiale che determina un ritardo di fase. Quindi praticamente in generale il segnale ricevuto dal dipolo sud arriverà al power combiner con un ritardo di fase, e quindi si combinerà al segnale proveniente dal dipolo nord, però con un ritardo di fase. Questo ha un motivo ben preciso che chiariremo tra poco. Allora, cominciamo a chiarire bene cos'è il ritardo di fase e come si esprime. Allora, immaginiamo di avere due segnali della stessa frequenza che viaggino in due diversi cavi coassiali, i quali però abbiano una lunghezza diversa. Allora che cosa succede? Poiché i due segnali percorrono una lunghezza diversa, è chiaro che uno dei due arriva a destinazione rispetto all'altro con un certo ritardo. Questo ritardo lo chiamiamo sfasamento oppure ritardo di fase. Allora, in che modo possiamo esprimere il ritardo di fase? Allora, lo possiamo esprimere o in frazioni di lunghezza d'onda, se consideriamo la differenza di lunghezza tra i due cavi, quindi tra i due percorsi. Questa differenza di lunghezza la possiamo esprimere sotto forma di frazioni di lunghezza d'onda.
corrispondente alla frequenza dei due segnali. Oppure il ritardo di fase può essere espresso sotto forma di frazioni di periodo, perché praticamente questo ritardo lo possiamo indicare anche come ritardo temporale. Se un segnale arriva dopo, arriva con ritardo, questo ritardo lo possiamo esprimere anche come frazioni di periodo del segnale. Ora, poiché in una lunghezza d'onda di percorso si compie un ciclo del segnale, è chiaro che il segnale percorre una lunghezza d'onda in un tempo pari al suo periodo. Ne consegue che se il ritardo di fase è esprimibile in una certa frazione di lunghezza d'onda, allora esso è esprimibile anche nella stessa frazione però del periodo. Infine, il ritardo di fase può essere espresso sotto forma di angolo. Che cosa significa questo? Allora, se noi ad un periodo associamo, oppure ad una lunghezza d'onda, associamo un angolo di 360 gradi, allora ad ogni frazione di periodo, ossia ad ogni frazione di lunghezza d'onda, possiamo associare un angolo corrispondente alla stessa frazione moltiplicata per 360 gradi. Allora, se noi per esempio diciamo che un segnale è sfasato di un quarto di lunghezza d'onda, o come si usa dire è sfasato di lambda quarti, equivalentemente diremo che il segnale è sfasato di 90 gradi. Oppure se noi diciamo che un segnale rispetto a un altro è sfasato, cioè ha un ritardo di fase di mezza lunghezza d'onda, equivalentemente potremo dire che il segnale rispetto all'altro ha un ritardo di fase di 180 gradi. Una cosa molto importante da ricordare è che quando si esprime lo sfasamento tra due segnali in termini di frazione di lunghezza d'onda, in realtà la lunghezza d'onda dipende anche dal tipo di cavo utilizzato. Perché? Perché essa si riduce di un certo fattore che è legato alla velocità con cui il segnale viaggia all'interno del cavo. Infatti, all'interno di un cavo coassiale la velocità con cui viaggia un segnale è minore rispetto a quella con cui il segnale viaggia nel vuoto, e il rapporto tra la velocità del segnale nel cavo coassiale e la velocità del segnale nel vuoto si chiama fattore di velocità ed è minore di 1 perché la velocità nel vuoto è la massima possibile. Allora, se noi vogliamo calcolare la lunghezza d'onda che si ha nel cavo, in un cavo coassiale, dobbiamo moltiplicare la lunghezza d'onda che si avrebbe nel vuoto per il fattore di velocità. Allora, facciamo un esempio per chiarire le idee. Immaginiamo di utilizzare il cavo coassiale RG59U, il quale è caratterizzato da un fattore di velocità pari a 0,66. Immaginiamo per esempio di voler fare in modo, tornando proprio strettamente al sistema d'antenne del progetto Radio Giove, immaginiamo di voler fare in modo che il segnale del dipolo sud abbia un ritardo di fase di 90 gradi, quindi di lambda quarti, rispetto al segnale del dipolo nord. Allora, di quanto deve essere più lungo il cavo coassiale del dipolo sud rispetto a quello del dipolo nord? Allora, quale sarà a 20,1 MHz, che è la frequenza che noi consideriamo? Quanto è la lunghezza d'onda nel vuoto? La lunghezza d'onda nel vuoto è 14,925 metri, che poi è anche uguale a 48,955 piedi. A questo punto, se noi vogliamo la lunghezza d'onda corrispondente però nel cavo coassiale RG59U, dobbiamo moltiplicare questo per 0,66. Allora otteniamo 9,85 metri, che è uguale a 32,31 piedi. A questo punto però, se noi vogliamo che lo sfasamento sia di 90 gradi, quindi di lambda quarti, non dobbiamo fare altro che dividere questa lunghezza ottenuta per 4. E così facendo otteniamo
circa 2,46 metri. Bene, vediamo adesso il motivo per cui può essere importante introdurre uno sfasamento. Nel nostro caso lo sfasamento, il ritardo di fase verrà introdotto per il segnale proveniente dal dipolo sud. Allora, ricordiamo una cosa: quando noi sommiamo due segnali, cosa che per esempio nel nostro caso avviene a livello del power combiner con i segnali, quello proveniente dal dipolo nord e quello proveniente dal dipolo sud, dicevo, quando noi andiamo a sommare due segnali, come è noto, l'intensità del segnale risultante è massima quando tra i due segnali non c'è differenza di fase, quindi i due segnali sono in fase, cioè non c'è nessun segnale dei due che è in ritardo di fase rispetto all'altro. Allora, guardiamo un po' che cosa succede. Allora, osserviamo questa figura, in particolare la figura A che si trova a sinistra. Bene, immaginiamo che la nostra sorgente si trovi allo zenit. Allora che cosa succede? Uno stesso fronte d'onda del segnale proveniente dalla sorgente, come possiamo osservare qui in figura A, raggiunge i due dipoli, il dipolo nord e il dipolo sud, contemporaneamente. Allora, se i due cavi dei due dipoli, quelli che vanno al power combiner, hanno la stessa lunghezza, è chiaro che i due segnali giungono al power combiner esattamente in fase. Nessun segnale è in ritardo rispetto all'altro. Perché? Perché il fronte d'onda ha raggiunto i due dipoli contemporaneamente. I due segnali percorrono un tratto della stessa lunghezza e non può succedere altro che i due segnali giungano contemporaneamente. Allora questo è un caso in cui, quando i due segnali si vanno a combinare, si sommano, l'intensità del segnale risultante è la massima possibile. Dunque, se la sorgente si trova allo zenit, se Giove si trovasse allo zenit, non occorrerebbe introdurre alcun ritardo di fase e i due cavi, per i due dipoli, i due cavi che vanno al power combiner dovrebbero avere la stessa lunghezza per ottenere il segnale con la massima intensità. Bene, guardiamo adesso la figura B, quella che si trova a destra. Immaginiamo che la nostra sorgente non si trovi allo zenit, ma abbia un angolo di elevazione minore di 90 gradi e si trovi a sud. Allora, guardiamo quello che succede ad un fronte d'onda. Come possiamo vedere, un fronte d'onda del segnale della sorgente raggiunge prima il dipolo sud e successivamente il dipolo nord. Guardiamo in questa figura, nella figura B vediamo questo tratto che è rappresentato con la lettera D grande, che appunto ci fa capire che c'è un ritardo per il dipolo nord. Ma allora che succede? Che se i due cavi che vanno al power combiner, i due cavi coassiali che vanno al power combiner, avessero la stessa lunghezza, accadrebbe che il segnale proveniente dal dipolo sud giungerebbe con un certo anticipo al power combiner. Allora, quando noi andiamo a sommare i due segnali, l'intensità del segnale risultante non sarebbe la massima possibile, perché esisterebbe un ritardo di fase del segnale del dipolo nord rispetto al segnale del dipolo sud. Allora, se noi vogliamo che l'intensità del segnale risultante sia la massima possibile perché i due segnali siano esattamente in fase, dobbiamo fare in modo che il tratto di cavo proveniente dal dipolo sud e che va al power combiner sia un po' più lungo. Quindi dobbiamo introdurre un tratto di cavo aggiuntivo, un tratto di cavo coassiale aggiuntivo, quello che si chiama phasing cable e che nella figura B è indicata con D piccolo. In questo modo questa lunghezza aggiuntiva di cavo determinerà un ritardo del segnale proveniente dal dipolo sud, il quale andrà a compensare l'anticipo con cui questo segnale giunge dalla sorgente. Ecco allora che, introducendo questo phasing cable, noi faremo in modo che, nonostante questo anticipo, i due segnali giungano al power combiner in fase, ed ecco che nonostante questo anticipo invece accadrà che
l'intensità del segnale risultante che dal power combiner giunge al ricevitore sia la massima possibile. Ma allora, in pratica, abbiamo visto che con l'introduzione di un phasing cable a SUD abbiamo fatto in modo che con l'array di dipoli si ricevano con maggiore intensità i segnali provenienti da SUD. Dunque, l'introduzione di un phasing cable va a modificare le caratteristiche di direttività dell'array di dipoli, perché un phasing cable a SUD fa in modo che la direzione in cui i segnali vengano ricevuti con maggiore intensità sia spostata verso sud, e quindi sostanzialmente questo significa che i lobi di radiazione dell'array di dipoli vengono spinti verso sud. Quindi se noi introduciamo un phasing cable da un lato, facciamo in modo che i lobi di radiazione di un array di due dipoli siano spinti dal lato in cui è stato introdotto il phasing cable. Beh, in realtà se abbiamo un array di due dipoli paralleli disposti orizzontalmente, a parte cambiare la disposizione, sono due i modi per modificare le caratteristiche di direttività dell'array. Il primo, come abbiamo visto, consiste nell'introduzione degli sfasamenti, ma c'è un secondo modo che invece consiste nel variare la distanza dei due dipoli dal suolo. Quello che succede è che man mano che la distanza viene diminuita, cioè man mano che i due dipoli paralleli vengono avvicinati al suolo, i lobi di radiazione dell'array di dipoli vengono spinti verso l'alto e si restringono. D'accordo? Vediamo come in concreto questi due effetti che abbiamo descritto si combinano tra loro. Allora, in questa figura è mostrato il diagramma di radiazione in funzione dell'angolo di elevazione in un piano verticale orientato nel senso nord-sud di un array costituito da due dipoli paralleli e orizzontali distesi nel senso est-ovest, i quali sono posti uno più a nord e l'altro più a sud, tra di loro ad una distanza di circa 20 piedi, e sono posti ad una distanza dal suolo pari a circa 10 piedi. Bene, osserviamo allora la figura. I diagrammi di radiazione, come si vede molto bene, ci danno il guadagno in ogni direzione. Qui in realtà ne sono riportati tre di diagrammi di radiazione, cioè quello che sta più in alto in figura è relativo al caso in cui non ci sia sfasamento tra i due dipoli, quello al centro è relativo al caso in cui per il dipolo sud venga introdotto un ritardo di fase di 90 gradi, e quello più in basso è relativo al caso in cui per il dipolo sud venga introdotto uno sfasamento di 135 gradi. Allora, come possiamo vedere, nel caso in cui non ci sia sfasamento, notiamo che la direzione di massimo campo, cioè la direzione in cui l'array di dipoli riceve con maggiore intensità e quindi il guadagno è massimo, ha un angolo di elevazione pari a 90 gradi, vuol dire che la direzione di massimo campo corrisponde esattamente allo zenith, e in tale direzione si ha un guadagno di 7,8 dBi. Se invece introduciamo uno sfasamento di 90 gradi, come possiamo vedere, uno sfasamento di 90 gradi per il dipolo sud, come abbiamo detto, i lobi di radiazione vengono spinti verso sud, tant'è vero che la direzione di massimo campo, cioè la direzione in cui l'array di dipoli riceve con maggiore intensità i segnali, ha un'elevazione di 60 gradi, verso sud, e si ha un guadagno di 8,5 dBi. Se introduciamo uno sfasamento di 135 gradi per il dipolo sud, questo effetto è ancora più spinto, e quello che succede è che i lobi di radiazione vengono spinti ancora di più verso sud, e quindi l'angolo di elevazione della direzione di massimo campo, cioè della direzione in cui con l'array si ricevono i segnali con la massima intensità, diminuisce a 50 gradi, e in tale verso sud, e in tale direzione si ha un guadagno di 8,5 dBi.
Bene, in questa seconda figura invece osserviamo il diagramma di radiazione nel caso in cui la distanza dal suolo dei due dipoli sia pari a 15 piedi. Quindi rispetto alla figura precedente tutte le caratteristiche dell'array di dipoli sono rimaste invariate, tranne la distanza dal suolo dei due dipoli, che è aumentata da 10 a 15 piedi. Allora, in precedenza abbiamo detto che più i dipoli sono vicini al suolo, più i lobi di radiazione vengono spinti verso l'alto e si restringono. Quindi, visto che adesso la distanza dal suolo dei due dipoli è aumentata, ci aspettiamo che rispetto al caso precedente i lobi di radiazione si siano allargati, ed infatti questo davvero avviene, basta confrontare questa figura con la precedente. E allora quindi cosa osserviamo per un array di dipoli distanti 15 piedi dal suolo? Osserviamo che se non c'è sfasamento, cioè se per il dipolo sud non abbiamo introdotto alcun phasing cable, allora la direzione di massimo campo, cioè la direzione in cui l'array di dipoli riceve con la massima intensità i segnali, ha un'elevazione di 90 gradi, quindi allo zenith si ha un guadagno di 6,8 dBi in questa direzione. Se invece introduciamo uno sfasamento di 90 gradi per il dipolo sud, allora la direzione di massimo campo, cioè la direzione in cui l'array riceve con la massima intensità, ha un'elevazione di circa 49 gradi, sempre a sud, e si ha un guadagno di 8,7 dBi. Se invece introduciamo uno sfasamento di 135 gradi, i lobi di radiazione vengono spinti ancora di più verso sud, e quindi la direzione di massimo campo ha un'elevazione verso sud di 42 gradi, un'elevazione sull'orizzonte di 42 gradi verso sud, e in tale direzione si ha un guadagno di 9,1 dBi. Infine osserviamo questa terza figura, che è relativa al caso in cui i due dipoli siano distanti dal suolo 20 piedi. In questo caso ovviamente siamo ancora più distanti dal suolo, quindi in base a quanto detto prima i lobi di radiazione si sono ancora di più allargati, e infatti quando nel caso in cui non ci sia sfasamento, quindi per dipolo sud e dipolo nord la lunghezza dei cavi verso il power combiner è la stessa, notiamo addirittura che il lobo di radiazione principale si è talmente allargato che la direzione di massimo campo non è più lo zenith, è sempre una situazione simmetrica tra nord e sud perché non c'è sfasamento, però la direzione di massimo campo ha un'elevazione di 54 gradi. E questo però avviene sia a nord che a sud, basta osservare la figura, appunto il diagramma dei tre che sta più in alto. Nella direzione di massimo campo, che in questo caso appunto è 54 gradi o a nord o a sud, si ha un guadagno di 4,5 dBi. Adesso invece se introduciamo uno sfasamento di 90 gradi, i lobi di radiazione vengono spinti a sud, ed infatti adesso la direzione di massimo campo si trova a sud ed ha un'elevazione sull'orizzonte di 37 gradi, e in tale direzione si ha un guadagno di 9,1 dBi. Se invece lo sfasamento che introduciamo è 135 gradi, naturalmente i lobi vengono spinti ancora più a sud. Questa volta abbiamo che la direzione di massimo campo ha un'elevazione di 33 gradi sopra l'orizzonte ed è sempre a sud, con un guadagno in tale direzione pari a 9,5 dBi. Bene, adesso entriamo nello specifico del nostro caso. Allora, abbiamo già detto in precedenza che da Napoli alla nostra latitudine, in questo periodo, febbraio 2014, Giove nel momento di massima elevazione durante le 24 ore ci appare a sud con un angolo di elevazione di poco superiore a 70 gradi, diciamo circa uguale a 70 gradi. Di conseguenza, tra tutte le configurazioni possibili per i due dipoli, dobbiamo sceglierne una tale che la direzione che diciamo che punta verso sud con 70 gradi di elevazione
si trovi nel fascio d'antenna a meno 3 dB, vale a dire l'insieme di tutte le deviazioni che hanno un'attenuazione non superiore a 3 dB rispetto alla direzione di massimo campo, quindi l'insieme di tutte le direzioni in cui l'antenna riceve i segnali con la massima intensità o con un'intensità quasi pari alla massima intensità. Allora, se andiamo a esaminare tutti i diagrammi che abbiamo visto, scopriamo che ci sono due configurazioni che possono fare al caso nostro. Allora, possiamo scegliere di disporre i due dipoli a 20 piedi di altezza dal suolo senza sfasamenti. Infatti, in questo caso abbiamo visto che la direzione di massimo campo ha un'elevazione di 54 gradi, ma noi siamo interessati alla direzione che ha un'elevazione di 70 gradi, che è quella con cui ci appare Giove, la quale però rientra ancora nel fascio d'antenna a meno 3 dB e quindi può andare bene. Ma c'è un'altra configurazione che pure può fare al caso nostro, c'è la configurazione in cui noi disponiamo i due dipoli a 10 piedi di altezza sul suolo, introducendo per il dipolo sud uno sfasamento di 90 gradi. In tal caso sappiamo che la direzione di massimo campo, abbiamo visto che la direzione di massimo campo ha un'elevazione di 60 gradi. Noi siamo interessati ai 70 gradi di elevazione, ma la direzione con 70 gradi di elevazione rientra ancora nel fascio a meno 3 dB e quindi questa configurazione può andare bene. D'accordo, ora però per semplicità costruttiva tra queste due configurazioni abbiamo optato per la seconda, quindi abbiamo scelto di disporre i due dipoli a 10 piedi dal suolo con uno sfasamento di 90 gradi per il dipolo sud. Bene, c'è un'ultima cosa da aggiungere per quanto riguarda il sistema d'antenna utilizzato con il progetto Radio Giove. Allora, volendo, invece di un array di due dipoli, si potrebbe utilizzare anche un dipolo singolo. Ci riferiamo sempre a un dipolo singolo disteso nel senso est-ovest, come erano i due dipoli che componevano l'array, dei quali uno si trovava più a sud e uno si trovava più a nord. Qua ovviamente, essendoci un solo dipolo, non possiamo introdurre sfasamenti, per cui col dipolo disteso nel senso est-ovest il diagramma di radiazione sarà sempre simmetrico per quanto riguarda il nord e il sud. E quindi, non potendo introdurre sfasamenti, non c'è modo di orientare i lobi di radiazione verso nord o verso sud. Tuttavia, comunque, la configurazione con un singolo dipolo è sconsigliata perché, a parte che appunto non possiamo orientare i lobi di radiazione verso nord o verso sud, ma in generale il guadagno che si ottiene, il guadagno che si può ottenere con un dipolo singolo è minore rispetto al guadagno che possiamo ottenere con un array. Di conseguenza il dipolo singolo viene impiegato soltanto per la ricezione dei segnali del Sole provenienti dal Sole e non per i segnali provenienti da Giove, perché per i segnali provenienti da Giove, che sono più deboli, il dipolo singolo può non bastare ed è meglio utilizzare un array. Invece i segnali del Sole sono molto più forti e quindi possiamo impiegare un dipolo singolo. Ora, non potendo introdurre sfasamenti, l'unica variabile su cui possiamo agire per modificare le caratteristiche di direttività con un dipolo singolo è rappresentata dalla distanza del dipolo singolo dal suolo, la distanza con cui poniamo il dipolo singolo dal suolo. Accade un fenomeno simile a quello che accadeva per l'array di dipoli, nel senso che più il dipolo è posto nelle vicinanze del suolo, più il lobo di radiazione viene spinto verso l'alto e si restringe. Entriamo un po' nello specifico. Allora, se disponiamo il dipolo a 10 piedi di altezza dal suolo, osserviamo che la direzione di massimo campo corrisponde allo zenith, quindi con un'elevazione di 90 gradi, e abbiamo un guadagno nella direzione di massimo campo di 5,8 dBi.
Se il dipolo lo disponiamo a 15 piedi di distanza dal suolo, allora in questo caso noi ci aspettiamo, ovviamente, poiché abbiamo detto che più il dipolo si avvicina al suolo, più il lobo di radiazione si restringe. In questo caso ci aspettiamo che il lobo di radiazione si allarghi, ed è quello esattamente che avviene se guardiamo il diagramma di radiazione che sta al centro, che è relativo a 15 piedi di altezza, con quello che in questa figura sta più in alto, che è relativo a 10 piedi di altezza. Vediamo che quello per un dipolo a 15 piedi di altezza è più largo. E che cosa succede? La direzione di massimo campo non è più allo zenith, ma ha un'elevazione di 48 gradi. Naturalmente la situazione è simmetrica per il nord e per il sud, quindi la direzione di massimo campo sia a nord che a sud, sempre con 48 gradi di elevazione, perché il lobo di radiazione si è allargato e quindi la direzione di massimo campo non è più allo zenith, ma a 48 gradi di elevazione. E nella direzione di massimo campo si ha un guadagno di 5,7 dBi. Se poi portiamo il dipolo a 20 piedi di altezza dal suolo, allora il lobo principale si allarga a tal punto da sdoppiarsi in due. Come si vede abbiamo un lobo verso sud e un lobo verso nord. La direzione di massimo campo questa volta si ha a 34 gradi di elevazione, con un guadagno nella direzione di massimo campo di 6,3 dBi. Per concludere, diciamo che se siamo interessati alla ricezione dei segnali provenienti dal Sole con un dipolo singolo, disporre il dipolo singolo a 15 piedi di altezza dal suolo va bene nella maggior parte dei casi, quindi volendoci si può regolare in questo modo. D'accordo, passiamo finalmente a parlare del ricevitore da impiegare per il progetto Radio Giove. Diciamo che per questo progetto si può impiegare un qualunque ricevitore sintonizzato in AM sui 20,1 MHz. Tuttavia la NASA, sul sito ufficiale dedicato al progetto Radio Giove, suggerisce un particolare ricevitore denominato RJ 1.1 che può essere assemblato da tutti. Diciamo è un ricevitore particolarmente economico che è alla portata di tutti. Sul sito della NASA c'è il manuale che insomma può essere scaricato e consultato. Bene, per lo studio dei segnali provenienti da Giove, l'uscita audio del ricevitore viene collegata all'ingresso della scheda audio di un computer, sul quale viene fatto girare un software chiamato Radio SkyPipe. Il software Radio SkyPipe misura il livello di rumore in ingresso dalla scheda audio ed esprime le variazioni del livello di rumore sotto forma di tracciato visibile sullo schermo. Quando da Giove, ma abbiamo detto che questo sistema può essere usato anche con il Sole, dicevo, quando da Giove arriva un picco, all'uscita del ricevitore si ascolta un incremento del livello di rumore, quindi anche in ingresso nella scheda audio del computer si ascolta un incremento del livello di rumore, sicché anche per il tracciato mostrato sullo schermo dal software Radio SkyPipe si può osservare questo picco, poiché la curva, quando aumenta il livello di rumore, si alza. Questo modo di procedere, cioè misurare l'intensità di un segnale radio ricevuto in base al livello di rumore e quindi sostanzialmente in base all'intensità di un segnale audio, può risultare insolito per un radioamatore o per un radiotecnico, poiché di solito l'intensità del segnale radio ricevuto viene indicata dall'S-meter sul display dell'apparato che si sta utilizzando, e l'S-meter, come sappiamo, indica l'intensità del segnale radio ricevuto basandosi sul valore della tensione che si ha all'ingresso del ricevitore. E tant'è vero, diciamo, questa procedura potrebbe condurre ad un paradosso, perché immaginiamo che il nostro apparato riceva un segnale molto potente costituito però da una portante non modulata. Allora noi sappiamo che sostanzialmente una portante non modulata come segnale audio produce del silenzio, e quindi paradossalmente in questo caso si avrebbe un forte segnale radio ricevuto che però non
produrrebbe rumore e quindi il livello di rumore si abbasserebbe e sostanzialmente questa procedura quindi indicherebbe falsamente che si sta ricevendo un segnale di bassa intensità. Tuttavia, invece, questa procedura è molto utilizzata in radioastronomia, poiché le sorgenti radioastronomiche naturali producono sempre segnali caotici che generano rumore casuale e quindi il caso di una portante non modulata, per esempio, non viene neanche lontanamente preso in considerazione. C'è solo una questione su cui occorre prestare molta attenzione quando si utilizza il software Radio SkyPipe. Allora, abbiamo detto che il tracciato di questo software indica il livello di rumore che si riceve dall'uscita audio del ricevitore e quindi che giunge all'ingresso della scheda audio, ma evidentemente il livello di rumore risente anche delle impostazioni di volume che si danno al ricevitore. Se andiamo ad alzare o ad abbassare il volume del ricevitore, evidentemente il livello di rumore, quindi il livello audio ne risente e di conseguenza il tracciato viene influenzato anche dal volume che abbiamo impostato sul ricevitore, non solo, anche dalle impostazioni di Windows può essere influenzato. Questo allora pone il problema che le indicazioni date da Radio SkyPipe possono non essere univoche a parità di intensità del segnale ricevuto. Radio SkyPipe funziona in questo modo: quando mostra il tracciato c'è l'asse orizzontale che è relativo al tempo trascorso, è l'asse dei tempi, e l'asse verticale che invece indica il livello di rumore. Inizialmente le unità di misura impiegate sull'asse verticale sono le cosiddette Radio SkyPipe Units, le quali però non hanno alcun significato fisico. Ora, per ovviare a questo problema della non univocità di indicazioni che potrebbe dare Radio SkyPipe, c'è la possibilità di esprimere il livello di rumore ricevuto attraverso una grandezza fisica e quindi con delle unità di misura che abbiano un valore preciso indipendentemente dalle impostazioni, a patto di utilizzare una sorgente calibrata come confronto. La grandezza fisica che possiamo utilizzare con cui quantificare il livello di rumore ricevuto è la cosiddetta temperatura di rumore. Ora, dedicheremo gli ultimi minuti di questo video ad una spiegazione, diciamo, rigorosa di cosa sia la temperatura di rumore. Adesso soprassediamo per non allontanarci troppo dal discorso. Diciamo solo una cosa: se noi invece di collegare ai terminali di un ricevitore un'antenna andiamo a collegare un resistore posto ad una certa temperatura, riceviamo comunque un segnale di rumore. E quindi, diciamo, paragonando il segnale che potremmo ricevere a seconda della temperatura del resistore al segnale che invece riceviamo effettivamente, possiamo esprimere il livello di rumore sotto forma di questa grandezza fisica chiamata temperatura di rumore, come poi spiegheremo meglio tra qualche minuto. Diciamo anche che la temperatura di rumore viene abitualmente espressa in gradi Kelvin, proprio come esprimiamo la temperatura nel senso comune del termine quando utilizziamo la scala assoluta. Ora, come dicevamo, per impedire che le impostazioni di volume influenzino i risultati dati da Radio SkyPipe, occorre per questo programma una calibrazione, cioè occorre utilizzare una sorgente di riferimento alla quale corrisponda un livello ben preciso a cui associare un certo valore. Allora, la sorgente di riferimento che si utilizza è è contenuta in un dispositivo. In realtà ci sono due modelli di dispositivo che vengono utilizzati perché suggeriti per il progetto Radio Giove, e sono il modello RF2080C e il modello RF2080CF, i quali contengono una sorgente a stato solido che corrisponde a una sorgente di rumore
alla temperatura di 25.000 gradi Kelvin. Dunque, in questo modo Radio SkyPipe potrà effettuare un confronto e quindi potrà assegnare un valore espresso sotto forma di temperatura di rumore al rumore ricevuto anche con un qualunque altro segnale. Il valore di 25.000 gradi Kelvin per la temperatura di rumore per la sorgente di riferimento è stato scelto perché questo valore corrisponde al livello di rumore che tipicamente si riceve in un sito di ricezione che sia tranquillo dal punto di vista radio. Per sito tranquillo dal punto di vista radio intendiamo un sito in cui non si ricevono disturbi, per cui si riceve soltanto il rumore galattico. Tra l'altro, l'utilità di effettuare la calibrazione è non solo quella di poter esprimere il livello di rumore di tutti i segnali come temperatura di rumore, ma soprattutto quella di valutare poi la temperatura di rumore del segnale che si riceve abitualmente nel proprio sito di ricezione. Allora, quando appunto andiamo a fare questa misurazione, se il livello di rumore che abitualmente riceviamo si attesta, insomma, non superi i 40.000 gradi Kelvin, allora vuol dire che il nostro sito è un sito tranquillo dal punto di vista radio e quindi è un sito adatto alla ricezione dei segnali provenienti da Giove. Se invece il valore di temperatura di rumore che si registra abitualmente è superiore, allora vuol dire che nel sito sono presenti dei disturbi, delle fonti di rumore, e ciò renderà più difficoltosa la ricezione dei segnali provenienti da Giove. In particolare accadrà che i picchi deboli o moderati di Giove non saranno ricevuti, ma saranno ricevuti soltanto i picchi più intensi. Se il sito poi è davvero molto rumoroso, cioè si registrano sempre valori elevati di temperatura di rumore, allora il sito sarà adatto soltanto all'osservazione del Sole, perché i picchi del Sole sono molto più forti, mentre non sarà adatto all'osservazione di Giove. Bene. Entrambi i modelli di dispositivi che contengono la sorgente calibrata, cioè l'EVF 2080C e l'EVF 2080CF, vanno installati tra l'antenna e il ricevitore e richiedono un alimentatore da 12 volt. C'è un interruttore che dà l'alimentazione alla sorgente calibrata e commuta tra il segnale proveniente dalla sorgente e il segnale che proviene dall'antenna. Quindi diciamo, quando questo interruttore è in posizione on, al ricevitore giunge il segnale della sorgente calibrata. Quando invece l'interruttore è in posizione off, al ricevitore giunge il segnale dell'antenna. La differenza tra i due modelli di dispositivo, cioè l'EVF 2080C e l'EVF 2080CF, è che mentre il modello EVF 2080C contiene soltanto la sorgente calibrata, il modello EVF 2080CF contiene anche un filtro passabanda centrato sui 20,1 MHz che ha la funzione di eliminare eliminare i disturbi provocati dalle emittenti broadcasting che possono infastidire la ricezione dei segnali di Giove a 20,1 MHz. Ora però, quindi diciamo, il modello EVF 2080CF svolge una duplice funzione, perché lo possiamo utilizzare sia appunto come sorgente calibrata che e poi c'è anche la funzione di filtro che insomma è utile per migliorare la ricezione dei segnali provenienti da Giove. Tuttavia, diciamo, mentre per il modello RF 2080C la sorgente calibrata è connessa direttamente al ricevitore, per il modello EVF 2080CF il filtro si trova tra la sorgente calibrata e il ricevitore. Ciò farà sì che la temperatura di rumore che giunge, diciamo, ricevuta per il segnale ricevuto dal ricevitore si abbassa da 25.000 Kelvin a circa 17.700 Kelvin. Tuttavia il software Radio SkyPipe è in grado di tenerne conto e quindi ciò non costituisce un problema. C'è anche da dire che il software Radio SkyPipe è in grado di
calcolare le attenuazioni dovute anche al tratto di cavo coassiale presente tra il sistema d'antenna e il ricevitore. Infatti, se vogliamo confrontare i nostri dati con quelli di altri osservatori, occorre che il valore della temperatura di rumore sia riferita ai terminali d'antenna e non all'ingresso del ricevitore. Altrimenti osservatori diversi, aventi tratti di cavo coassiale con lunghezza diversa, misurerebbero valori di temperatura di rumore differenti. Per questo il software Radio SkyPipe deve essere in grado di tenere conto delle perdite dovute alla presenza del cavo coassiale. Ora, nel caso del dipolo singolo, il punto di riferimento rispetto al quale calcolare le perdite è il punto di alimentazione che si trova subito sotto l'isolatore centrale. Invece, nel caso dell'array di dipoli, il punto di riferimento rispetto al quale calcolare le perdite è il punto in cui si trova il power combiner. Radio SkyPipe è in grado di calcolare le perdite matematicamente, però bisogna specificare la lunghezza e il tipo di cavo coassiale. Bene, ma che cos'è la temperatura di rumore? Allora, si osserva che se noi all'ingresso di un ricevitore connettiamo non un'antenna ma un resistore posto ad una certa temperatura T, il resistore genera rumore dovuto all'agitazione termica degli elettroni liberi in esso contenuti e quindi genera una certa potenza di rumore. In realtà questa potenza di rumore è distribuita tra le varie frequenze, quindi c'è una distribuzione spettrale e quindi se noi consideriamo una singola frequenza abbiamo una certa densità di potenza, vale a dire una potenza per unità di banda passante. Questo valore di potenza, oppure considerando una singola frequenza, questo valore di potenza per unità di banda passante che si ottiene è lo stesso valore che si ha quando all'ingresso del ricevitore viene collegata un'antenna che abbia resistenza di radiazione uguale al valore della resistenza che ha il resistore, a patto che questa antenna sia circondata interamente, cioè in tutte le direzioni, da un corpo nero posto a temperatura T, quindi posto alla stessa temperatura che aveva il resistore, e a patto che non ci siano altri contributi al rumore. Bene, si osserva che, fissata una certa frequenza, la potenza per unità di banda passante trasferita all'ingresso di un ricevitore da parte di un resistore avente resistenza uguale all'impedenza di ingresso del ricevitore e posto a temperatura T, oppure da parte di un'antenna avente impedenza uguale all'impedenza di ingresso del ricevitore, nel caso ideale in cui l'impedenza di antenna sia dovuta esclusivamente alla sua resistenza di radiazione, e circondata da un corpo nero a temperatura T, è pari a K per T, dove K è la costante di Boltzmann, pari a 1,38 per 10 alla meno 23 joule per gradi Kelvin alla meno 1, mentre T è la temperatura espressa in gradi Kelvin. Questa potenza per unità di banda passante ovviamente è espressa in watt per hertz alla meno 1. Tuttavia osserviamo una cosa, dimensionalmente noi abbiamo una potenza per una frequenza alla meno 1, ma come sappiamo la frequenza è l'inverso del periodo, quindi è l'inverso di un tempo, quindi una frequenza alla meno 1 è un tempo, quindi noi qua abbiamo dimensionalmente una potenza per un tempo che come sappiamo ci dà un'energia
e quindi questa quantità dimensionalmente è anche espressa in joule, e diciamo questo è coerente con la formula, perché la formula è K per T, il prodotto K per T, ma K è espressa in joule per Kelvin alla meno 1, come detto, T è espresso in Kelvin, quindi il prodotto K per T è espresso in joule, ma dimensionalmente sono la stessa cosa dei watt per Hertz alla meno 1. Bene, se la banda passante del ricevitore è pari a B espressa in Hertz, allora la potenza trasferita al ricevitore è pari a P uguale a K per T per B. Questa volta P è espressa in watt. C'è da dire che questa formula in realtà è frutto di un'approssimazione, vale solo per frequenze fino alle microonde, perché vabbè, in realtà questa formula è ottenuta dalla funzione di Planck, che è una particolare funzione che si usa per descrivere l'emissione di un corpo nero, e diciamo, se si applica una certa approssimazione, che però vale solo per frequenze non troppo elevate, quindi per frequenze fino alle microonde, allora si ottiene questa formula che abbiamo appena indicato. Un'altra cosa da dire, che è un altro piccolo inciso tanto per essere completi, è questa: in realtà dalla funzione di Planck si otterrebbe un fattore 2, quindi la formula sarebbe 2kt per B, con la stessa approssimazione, sempre con l'approssimazione che vale per frequenze fino alle microonde. Tuttavia c'è da dire una cosa: quando noi parliamo di antenna circondata in tutte le direzioni da un corpo nero a temperatura T, in realtà generalmente noi ci riferiamo ad un'antenna che sia polarizzata secondo una certa direzione, ma la radiazione di corpo nero invece non è polarizzata. Ciò fa sì allora che l'antenna diciamo non riceve tutta la potenza del corpo nero, ma compare un fattore 1/2 che tiene conto del fatto che l'antenna riceve solo nella sua polarizzazione. Quindi praticamente in realtà noi otteniamo 1/2 che moltiplica 2kt per B, 1/2 e il fattore 2 si semplificano, e quindi otteniamo kt per B, che poi è lo stesso valore che si ottiene con il resistore. Notiamo che da questa formula otteniamo che T è uguale a P diviso K per B. Di conseguenza ad ogni valore della potenza di rumore ricevuta dal ricevitore possiamo associare un valore T. Questo valore lo chiamiamo temperatura di rumore, quindi qualunque sia diciamo la causa del rumore, qualunque sia il valore della potenza di rumore ottenuta sommando tutti i contributi, quindi senza considerare il caso ideale di un corpo nero, ma considerando anche una situazione reale in cui il contributo al rumore possa venire da varie cause, dicevo, qualunque sia il valore della potenza P, ad essa corrisponde un valore di T espresso in gradi Kelvin, e in questo modo noi definiamo la temperatura di rumore. Quindi la temperatura di rumore così definita rappresenta un modo per quantificare la potenza di rumore ricevuta con il ricevitore. Amici, io con questo ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona permanenza ad Ham Radio Show.